Ascolta, come hai visto questa partita, nel senso che commento fai? Ma sulla carta era una partita impossibile e Treviso si è dimostrato la corazzata che è. Come voi tutti sapete, noi abbiamo passato una settimana un po' difficile, solo venerdì e ieri siamo riusciti a rincompantare un po' l'ambiente, ad allenarci in un numero decente, perché abbiamo fatto 20 persone il venerdì e qualcuno un paio in più ieri mattina. Adesso da martedì però insomma dobbiamo pensare assolutamente alla prossima partita con la Luparense. Non era qua che dovevamo venire a fare punti, ma era qua che dovevamo venire a far vedere che siamo vivi, che ci siamo e che vogliamo provare a raggiungere il nostro obiettivo. Praticamente dovrei provare a salvare la squadra con una squadra che è formata da junior. Fondamentalmente sì, perché avete visto con quanti fuori quota siamo partiti e adesso stiamo cercando di trovare dei giovani che abbiano voglia di mettersi in mostra in Serie D per provare a raggiungere l'obiettivo. Però come hai detto tu Andrea, chiaramente sì, è vero, dobbiamo provare a tenere chi ci sta e a trovare gente che ci dia una mano per finire la stagione nel miglior modo possibile. Dal punto di vista tecnico, tattico, oggi era un 4-1, 4-1, no? Una cosa di questo genere? Sì, volevamo partire 4-3-3, ma abbiamo fatto fatica, poi siamo andati 4-4-2, e anche lì insomma volevo giocare a 3 a dirti la verità, però i ragazzi parlando ieri, venerdì e ieri, mi hanno detto che a 3 avevano fatto un paio di partite che non avevano proprio espresso il massimo del loro potenziale, quindi io non volevo toccare nulla di quello che è stato fatto fino a inizio settimana e quindi insomma, ho continuato sulla falsariga, da martedì cominciamo a metterci in mano in maniera più intensa. Quindi sarà tutta una questione di mentalità di squadra? No, noi dobbiamo assolutamente, dobbiamo partire, dobbiamo pensare che siamo sotto, tanto sotto e che tutti ci danno per morti. Io ho detto non sono andato a Portogruaro non sono pazzo, nel senso che io ho visto alcune partite loro prima di arrivare e hanno dimostrato di avere delle qualità. Oggi si sono un attimo sbloccati dopo il 2-0, perché fino al 2-0 effettivamente la palla scottava, si vedeva chiaramente che la palla nei piedi dei ragazzi scottava, poi si sono un po' sciolti, hanno preso un po' di fiducia, chiaro, sei sotto 2-0, ti annullano il 2-1, prendi subito dopo il 3-0. Chi si aspettava che ne prendessimo tanti di più è rimasto deluso. Noi da quel poco di buono che abbiamo fatto oggi, prima cosa fra tutti la voglia, la determinazione di non mollare mai, e da lì dobbiamo ripartire. Cosa rappresenta per te questa? Beh, un'altra delle sfide mie, quelle impossibili. A me non piacciono le cose semplici, dove qua bisogna lavorare. È facile arrivare a Portogruaro, faccio l'esempio di questa società, quando le cose vanno benissimo, quando ti fanno la squadra che vuoi, quando puoi fare quello che vuoi. E adesso invece, insomma, per me, io anche se abito a Motta, sono 20 minuti da Portogruaro, però Portogruaro è una società, una squadra storica. Non puoi dire di no a una società come Portogruaro, assolutamente, e quindi è una sfida difficile, però ce la metteremo tutta per fare il meglio possibile da qua a fine campionato. Volendo fare un titolo di un film, Tom Cruise, Mission Impossible? Sono 3 giorni che me lo stanno dicendo tutti. Ciao Tom Cruise, come stai? Ma ormai sì, esatto. Mission, sì Andrea, veramente. Il titolo è Mission Quasi Impossible, but Possible. E la società cosa dice? No, adesso il presidente chiaramente sta cercando di fare il possibile per portare a termine la stagione nel migliore dei modi possibili. A me è stato garantito che si arriva a fine stagione e vediamo se effettivamente ci sono degli investitori, se effettivamente c'è qualcuno che vuole venire a dare una mano a questa gloriosa società. Aspettiamo, tanto poi non è che bisogna aspettare tanti giorni, una decina. 15. Sì, esatto. Ecco, volevo chiedere, nonostante il pesante KO, da un punto di vista tecnico, ha visto qualche spunto da cui ripartire? Assolutamente sì. Allora, sì, se vado ad analizzare i gol presi,
Il primo di testa, il secondo rigore, il terzo l'Eurogol di Serena, il quarto una dormita nostra, e da lì dobbiamo ripartire. Non abbiamo fatto tantissimi errori, però quelli che abbiamo fatto ci sono costati gol, quindi, e davanti abbiamo prodotto poco, ma ripeto, mercoledì eravamo in 9 ad allenarci, 31 del 12 eravamo in 9, quindi sì, qualche traccia da dove ripartire assolutamente sì. Vista sull'infortunio di Sissea, cioè fresco Problemi a un tendine, penso che sarà una roba lunga da come ho capito, perché ho parlato anche con Dino, sì, con Munarolo, ma adesso c'ha qualche problema, insomma. Sì, anche lui era rientrato ieri, e quindi l'ho visto ieri, e spero che duri. Difatti stava andando al piccolo trotto, però poi c'è stato l'infortunio e quindi l'avremo perso per un po', credo.